Lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata la proposta della Commissione europea per una nuova direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, che riorganizza tutte le disposizioni previste in passato, semplificando la legislazione e cercando di armonizzare quel che è previsto per il monitoraggio, la valutazione della qualità dell'aria e per i piani di risanamento. In particolare ci saranno anche dei nuovi valori limite, dei nuovi standard di qualità dell'aria che prendono spunto dalle raccomandazioni dell'OMS, che propongono dei valori quindi più ambiziosi per tutelare di più la salute dei cittadini. Partirà a breve quindi il negoziato tra i Paesi europei sul nuovo testo della direttiva, che probabilmente andrà avanti per tutto il prossimo anno, e i lavori tecnici saranno fatti nell'ambito del Consiglio dell'Unione Europea e poi seguiranno le discussioni in Parlamento fino ad arrivare ad un testo condiviso tra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea. L'Italia si sta organizzando, raccogliendo tutti i contributi degli esperti tecnici e delle amministrazioni regionali e locali sul testo, al fine di predisporre una posizione nazionale da portare al Consiglio. Quindi nei prossimi mesi ci sarà un gran lavoro per cercare di definire la nostra posizione, portare avanti le nostre istanze e cercare di arrivare ad un testo che possa essere di facile applicazione anche in Italia.